per Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ho chiuso le finestre per non lasciare neanche l'aria entrare. Qui, nel buio della stanza, si ferma la mia vita. Per te, le mie reazioni non le controllo più. Quanto mi manchi, la tua coscienza è falsa, quante promesse hai fatto, bugie, e più eri lontano, e più giuravi che il tuo mondo ero io. Non eri solo un'abitudine. Quanto mi manchi. E il vento caldo dell'estate mi sta portando via. La fine, la fine, la fine. Così senza un motivo non puoi dimenticare tutto a un tratto. Così che scherzi, gioca il caldo. Adesso sei sincero, adesso sì, senza parole, non mi lasciare. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18, 16 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Lorenzo Viviani per Chilometro Zoom, puntata numero 1208 di oggi, venerdì 5 di giugno del 2026. Lorenzo, il vento caldo dell'estate, cantava Alice nel 1980, e il vento caldo dell'estate dove ci porta ora? Lorenzo, sei svenuto? Oddio mio. Abbiamo perso Lorenzo Viviani, signori. Vabbè, Natalia, tu ci sei ancora? Sì, certamente, anche il nostro meno ospite è male. connesso. E allora lo presentiamo subito, signore e signori, il nostro Alessandro Cappelli. Bentornato, carissimo. Bentornati voi e grazie sempre del tempo che ci date a disposizione, anche per sentire un po' la voce dei pescatori, che purtroppo sono sempre più messi nell'angolo. Ecco, Lorenzo, Grazie. ci teneva che facessi un piccolo inciso, un piccolo intervento su quanto emerso da importante riunione proprio a ridosso del 2 giugno. Allora, Ecco, cosa è successo? Allora, siccome che le marinerie proprio, diciamo, più importanti anche come PIL, diciamo quelle di Chioggia, che storicamente sono marinerie che comunque fatturano molto e contribuiscono in pescato a rifornire importanti mercati, non solo nazionali, hanno deciso di mettersi in stato di agitazione. Subito si è mossa la politica, e per cui si è subito organizzato un tavolo per la giornata del 3, e si era concordato con i colleghi, perché comunque ormai
con le chat e con quant'altro si riesce a comunicare anche non vedendosi fisicamente, di mettere 4-5 punti. Hanno, diciamo, accettato questi 4-5 punti. Il problema è che non si sanno le tempistiche e non sono comunque interventi che nell'immediato danno liquidità, perché il nostro problema, il problema per cui il settore sta morendo, e lo metto qua nero su bianco, c'è la canzone di prima, quando l'ho sentita ho detto cavolo, questa è una profezia, perché stava dicendo alla fine, qui veramente alla speriamo fine di no. ma purtroppo bisogna essere realistici, non vogliamo, io a maggior ragione che ora sono diventato anche vicepresidente nazionale della mia associazione, non mi sento di andare in giro a illudere i colleghi, ma bisogna essere molto realistici. Allora, la Francia da subito ha adottato misure, visto che l'Europa ha liberalizzato risorse, ed è strano che lo faccia, per calmierare il prezzo del gasolio. Faccio un esempio, i costi sono fermati alle prime disaglie, quando era andato subito a 1,50 €, hanno avuto un prezzo politico a 70 centesimi. Noi stiamo lavorando ancora in alcune parti d'Italia a 1,50 €. Cioè, questi prezzi qua non sono sostenibili, ma anche già 1 euro non è sostenibile. Ma soprattutto non si è effettuato o attuato nulla di concreto da dare ossigeno alle imprese, che comunque si affacciano dinanzi a una stagione turistica, la stagione dove si passano più ore in mare e dove si hanno maggiori consumi. Quindi è un po' tutto, c'è poco di razionale in tutto quello che è stato fatto, perché manca una strategia. E purtroppo qualcuno si dovrà fare un mea culpa, non c'è stata una cabina di regia adeguata ad affrontare un'emergenza, perché quando si è in guerra, perché a tutti gli effetti noi siamo in guerra, nel senso che se veniamo privati di materie prime, di materie energetiche, siamo praticamente in uno stato di crisi, bisogna attuare tutte le misure necessarie ad affrontare un'economia di guerra. E questo, mentre è stato fatto, e devo dire molto bene, da Salvini, che ha evitato il blocco nazionale di tutti gli autotrasportatori, giusto per fare un esempio che non è tutto sto governo che non sta funzionando, è una parte del governo, anche gestita da un colore politico, che non sta lavorando, diciamo, bene, perché comunque con gli autotrasportatori si è risolto il problema, con gli agricoltori anche in parte. Il settore pesca, ci sentiamo di dire, siamo abbandonati a noi stessi, perché se tu dici ci saranno poi misure con le risorse delle regioni, quindi già quando la palla passa dal nazionale al regionale si parla di mesi. Sempre se le regioni poi avranno delle risorse, ti verranno dati dei soldi, ok, questa è una. Il credito d'imposta è una misura che comunque sì, ti va un po' a aiutare, ma è un discorso contabile, nel senso che tu a fine anno ti decurti un 20%, ammesso che è il DURC a posto, e diciamo che vai a pari con l'IVA, cioè invece di versarla non la versi. Ma questo è un conteggio di fine anno. Nel frattempo tu, quando compri il gasolio, lo paghi a prezzo pieno. E io avrei messo subito nel tavolo misure del tipo calmierare il prezzo, intanto da frenare questa che è una speculazione per noi, ma soprattutto per le barche che sono ferme, tutelarli per non fare scappare i marittimi, perché noi abbiamo questo problema anche di reperire marittimi, non c'è il ricambio generazionale nel nostro settore. Quindi rendere applicativa subito la CISOA, che non è nient'altro che la cassa integrazione, uno strumento che manca nella pesca. Cioè, immaginiamoci quanto ancora il settore pesca è indietro rispetto a tutti gli altri comparti, mentre abbiamo dall'altra parte una
valanga di adempimenti da fare, dal tablet, dalla pesatura, eccetera. Cioè, paradossalmente siamo superiori a tutti gli altri settori per quanto riguardano i controlli, quindi per tutti quelli che sono i doveri da fare. Dal punto di vista dei diritti non abbiamo nessuno, addirittura ci manca anche la cassa integrazione. Per cui io avrei reso operativa da subito, mi sarei adoperato se fossi stato un buon ministro, visto che è passata alle Camere, subito accordi con i sindacati, il Ministero del Lavoro, avrei reso operativa la CISOA, di modo che le barche che sono ferme ora mettano al sicuro i propri equipaggi. E poi avrei studiato, visto che l'Europa ha dato il via per destinare un 70% dei fondi europei del FEAMPA per cambiare il prezzo del gasolio, mi sarei mosso in quella direzione lì. Perché dire pagheremo, faremo senza delle date precise, qua veramente si chiude e si muore. Alessandro, insomma, prima abbiamo sentito il mondo agricolo, adesso sentiamo te con la pesca. Se l'agricoltura piange, sicuramente la pesca non ride. C'è da dire, fammi per anche giustamente ora non attaccare direttamente a gamba tesa né il sottosegretario La Pietra né il ministro Lollobrigida, che c'è anche da dire che sono tutti cancrene che sono state ereditate, e fatemi dire anche dal punto di vista burocratico, amministrativo, di un apparato, quello del Ministero, che rende difficile, e purtroppo è una malattia del nostro paese, anche dei passaggi che dovrebbero essere molto più veloci, pragmatici e come un decreto attuativo, cioè si fanno le regole, poi manca magari il decreto attuativo per andare avanti. No, ma non era un attacco politico, era no, ma lo dicevo, certo, ho capito molto bene, ma lo so. È un discorso di burocrazia che è pazzesco, è assurdo, e non si capisce perché per la pesca, mentre mettere, che ne so, nuove sanzioni, nuovi controlli e quant'altro risulta una cosa spedita e semplice, tanto è vero che non passa un mese, tu lo saprai, che ti arriva sistematicamente una mail, aggiornamento del software, nuovi adempimenti da fare, nuove sanzioni e quant'altro, non si capisce quindi tutto quello che sono praticamente i doveri da parte del pescatore, ma quando si tratta dei diritti del pescatore c'è una latitanza, quindi ci ritroviamo dei fermi da 3 anni da pagare e compagnia cantando. Quindi questo è il grande problema. Infatti quando parliamo di cancrena parliamo di questo. No, certo. No, ma quando parlo di cancrena parlo anche di questo, parlo di fermi. Dovete pensare che Lorenzo sa bene che gli adempimenti a cui sono assoggettati, a cui è assoggettato il settore pesca, sono degli adempimenti che non sono riconducibili a nessuna attività lavorativa. Cioè, pensiamo che addirittura forse dal 2028 anche ci vorranno le telecamere a bordo, cioè questo poi manca solo il passaggio che avremo anche il braccialetto al piede. Cioè, questa perché è la mentalità del delinquente da punire indipendentemente, tanto l'hanno già dipinto come un mestiere da delinquenti e quindi veniamo trattati i pescatori come delinquenti. Non esiste che io ancora mezz'ora prima di rientrare nel porto dico l'ultima proprio follia che c'è stata calata, devo comunicare una stima del pescato quando già la parola stima significa che non è un dato certo, e sulla base della stima che faccio io c'ho solo un 10% di tolleranza, cioè se mi pesano poi a terra quello che io ho dichiarato e sfora questo 10% c'ho 6.000 euro di sanzione e 4 punti. Cioè è assurdo, perché è una stima... Ma pensa a te, io faccio sempre l'esempio dei piccoli pelagici, che stai rientrando, devi stare fuori in mezzo al mare finché non hai scelto tutti i pesci, perché se hai acciughe e sardine mescolate, come fai a una stima del 10%? Esatto, è una cosa impossibile. A volte... quindi è una pazzia totale. Purtroppo, tra parentesi, è stato, anche lì è stato un po', diciamo, edulcorato dallo Stato italiano, perché la cosa era di doverlo comunicare molto più, addirittura mi sembra all'inizio fosse nata al tempi del tonno rosso 4 ore prima, quindi parliamo di navigazioni di
neanche quasi mediterranee, perché insomma stimare 4 ore prima, diciamo di essere proprio in zone di pesca lontane. Esatto, perché prendono la norma europea, la calano, cercano di cucirla a una pesca, quella italiana, che è tradizionale, fatta anche di piccole imbarcazioni che magari lavorano Basta anche solo pensare, faccio l'esempio ai nostri ascoltatori di Alessandro, che quando esce, a volte quando per rientrare si ritrova a pochi minuti di navigazione, perché Sesti Levante, le zone di pesca, i fondali che gli permettono di pescare sono veramente a poco più di un miglio dalla costa. Quindi, sì, mezz'oretta, sì, certo. In mezz'ora poi c'hai già 300 metri di fondo praticamente, ma sono veramente delle cose che purtroppo vengono applicate e anche male. Infatti ora noi vorremmo fare valutare come l'antipesca dei giuristi di diritto internazionale, per vedere se il nostro sistema sanzionatorio, che seppur l'abbiano un po' modificato e alleggerito, ci risulta essere sempre più punitivo, fra virgolette, rispetto a quello adottato ad esempio in Francia. Cioè in Francia quasi tutte le sanzioni si decurtano 2 punti, quelle gravi sono veramente dei casi eclatanti, qua invece solo per il tablet ci sono 4 punti, quindi bisogna, cioè si sta troppo forzando sul pescatore, e l'errore è dietro l'angolo. Tu sbagli a digitare un peso piuttosto che, perché una volta che fai l'invio il danno è fatto, non è che puoi tornare indietro. Quindi guarda, ci sarebbe da parlare delle ore. Lo so, vedo adesso il tempo purtroppo ci corre dietro, Alessandro, però ti prometto che ci sentiremo, anche approfittiamo di questa giornata, ricordiamo anche nei prossimi giorni, non so se troverete del pescato locale, perché è brutta giornata soprattutto in Liguria. Fra l'altro aggiungendo il tempo cattivo, che qua in Liguria ha fatto 1 mese e mezzo continuo di bel tempo, ma come spesso ci insegna, se fa troppo bello e anche troppo caldo a maggio, poi ne paghiamo lo scotto. Infatti ora ha fatto tutta una settimana di tempo brutto, e quella che ha da venire non è che sia un'altra settimana di quelle splendide. Io so di imbarcazioni, ad esempio quelle di Imperia, che sono già anche penalizzate per un gasolio addirittura sempre sull'1,50, sono nell'ordine delle 25 uscite dall'inizio dell'anno. Capisci che non stai in piedi, non sei più sostenibile. È un problema. Come dicevo prima, non so se è ricollegato, io avrei messo come prima misura subito spedita la CISOA, di modo che chi non ce la fa mette al sicuro i dipendenti, che è la cosa più importante, cioè tutelare questo patrimonio, perché non c'è, se no qua scappano tutti a destra manca. È brutta a dirsi, ma è così. Rimini si è fermata una Alessandro, settimana. sono 18:31 minuti, ci sei anche staccata la conversazione perché abbiamo superato l'ora di Teams. Io ti ringrazio, Ale, ci aggiorniamo, vediamo un attimo cosa succederà, gli interventi che ci saranno, vedremo sul caro gasolio, e insomma qua le orecchie, il cuore è sempre aperto ai vostri interventi per capire anche come va e com'è il settore di agricoltura e pescatura in Italia. Grazie Alessandro Cappelli, Anapi Pesca, pescatore a strascico di Sesti Levante, comandante Alessandro Cappelli. Ciao Ale. Grazie. Un abbraccio a tutti voi, grazie ancora. Ciao caro. E allora Antonino, sono 18:32 minuti della serie Venerdì con Viviani e Antonino, ma è una gioia perché una notizia positiva non ci è arrivata oggi. O portiamo sfiga oppure siamo alla ricerca di brutte notizie, oppure il primario poveretto che se la passa male, quindi possiamo fare solamente una mera cronaca di quello che succede, e quindi purtroppo. Però insomma il meccanismo per aiutarli, questi poveri agricoltori e pescatori, ce l'avete in mano anche voi, comprando, quando c'è fresco, il pesce italiano, e comprando soprattutto pasta che viene prodotta, in questo caso parliamo di grano duro, con il grano che arriva dai nostri agricoltori. Io vi saluto, come diceva un pescatore di Viareggio, con la tromba e con l'imbuto, non so cosa vuol dire, ma suona sempre benissimo. Ci sentiamo il prossimo venerdì. Ciao Antonino, ciao Natalia, e the best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
Vi ha parlato Lorenzo Viviani, Antonino Danna invece vi rimane con voi. Ciao, a dopo! Mi sei piaciuto. Pausa, pubblicità e poi ci sentiamo qui Parlamento con l'onorevole Alberto Gusmeroli. Cari amici, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Si è parlato, per chi è contro questa delega al governo sul nucleare, del referendum. Noi ci siamo posti in Commissione Attività Produttive proprio questo tema, e proprio perché ce lo siamo posti con serietà abbiamo voluto affrontare il tema del nucleare con serietà. E quindi, prima ancora che il governo depositasse la delega sul nucleare sostenibile, abbiamo realizzato un'indagine conoscitiva sul nucleare. Abbiamo ascoltato oltre 70 tra associazioni, enti, realtà che operano nel mondo del nucleare in Italia, in Europa e non solo in Europa. Abbiamo lavorato per 6 mesi, abbiamo ascoltato chi era a favore e chi era contro. Dopodiché abbiamo consegnato questo lavoro al governo, il governo ha realizzato la delega e l'ha depositata presso la nostra commissione. Abbiamo affrontato un'ulteriore opera di ascolto, altre 80 realtà, spesso non sovrapponibili con quelle che avevamo ascoltato precedentemente, proprio per rispetto al voto che era stato fatto contro il nucleare. Ma non ci siamo fermati. Come Presidente ho organizzato un viaggio a vedere, e qui vorrei contrastare quello che ha detto prima AVS. Esiste un SMR in costruzione in questo momento. Ha superato l'iter autorizzativo, che è durato dal 2023 al 2025, è iniziata l'attività di costruzione e noi 2 mesi fa siamo andati a vedere questo Small Modular Reactor in costruzione, che verrà ultimato tra il 2029 e il 2030.
a costi contenuti, sono piccoli reattori da mettere dove? Nelle industrie, in siti che sono già urbanisticamente e proprio perché sono siti produttivi, sono già, diciamo, in qualche modo adatti a ricevere moduli di questo tipo. Ma perché? Perché sempre volevamo rispettare la volontà popolare e quindi abbiamo affrontato il tema del nucleare con serietà. Il governo ha approvato anche emendamenti della minoranza proprio per massima parte accogliere quelli che potevano essere gli spunti e alcuni emendamenti anche della maggioranza relativamente all'informazione, che è giusto aumentarla perché la gente deve essere assolutamente informata su temi del genere. Quindi massimo rispetto. Ricordo che malgrado non ci siano centrali nucleari in esercizio in Italia, l'Italia è leader al mondo nella costruzione della componentistica, tant'è vero che in Canada, in quegli SMR, ci sono componenti di industrie italiane e le abbiamo potuto verificare personalmente. Nel 1966, l'Italia era la terza produttrice di energia nucleare al mondo, col 6,4% di copertura di energia. Ricordiamoci che nel futuro, tra data center, tra intelligenza artificiale e tutto ciò che ne deriva, avremo sempre più bisogno di energia. E quindi l'energia non è solo un tema di costi, è un tema anche di indipendenza economica del paese e di sicurezza del paese. Ricordiamoci anche che a 200 chilometri dall'Italia abbiamo centrali nucleari in Francia, in Svizzera, in Slovenia. Ricordiamoci che l'Italia compra nucleare dalla Francia perché viceversa dovrebbe spendere e trovare altre fonti di energia, magari pure fossili, e aumentare quindi altre fonti di energia più inquinanti. Ricordiamoci anche che paesi come la Spagna, si è detto la Francia, la Gran Bretagna, nel mix energetico tra rinnovabili e quindi eolico, solare, idroelettrico, geotermico, hanno una quota di nucleare. Dobbiamo avere un approccio meno ideologico. Qui non si tratta di dire no al solare, all'eolico, al geotermico, all'idroelettrico, sì al nucleare, ma si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile e quindi del gas. Un approccio totalmente diverso da quello tenuto in questi anni e che abbiamo potuto sperimentare in queste indagini conoscitive. Oltre 30 paesi al mondo hanno oltre 400 centrali nucleari. Ma il tema probabilmente sarà proprio quello degli SMR, cioè di questi piccoli reattori da mettere nelle industrie che consumano tantissimo energia e quindi le acciaierie e quindi i grandi siti produttivi, le cartiere. Ecco, quindi bisogna avere un approccio assolutamente meno ideologico. Allora, oggi perché è importante questo voto? Questo voto è importante perché noi con questa delega apriamo a qualsiasi ipotesi futura
guardando al futuro anche della ricerca. Qua si dice sì al nucleare da fissione, si dice sì agli SMR, si dice sì quando sarà anche alla fusione. Cioè, qui noi possiamo col nostro voto, e qui è un voto di coraggio, e quindi ci fa piacere che alcuni delle minoranze abbiano questo coraggio, un coraggio che dovrebbe avere anche il più grande partito della minoranza quando, diciamo, nel pourparlers fuori dai microfoni è a favore del nucleare, ma qua deve avere il coraggio di essere il politico non per le elezioni, ma lo statista che ragiona a favore delle future generazioni. Allora questo è il coraggio che dobbiamo metterci oggi. E non basta dire non sono d'accordo su questa delega perché c'è questa cosettina, quest'altra cosettina, come ho sentito, ma bisogna dare questa delega perché bisogna dire al Paese che ci vuole molto rinnovabile, ma ci vuole, se si vuole togliersi dalla dipendenza estera e da fonti fossili come il gas, ci vuole anche il nucleare. Oggi è il voto del coraggio che consegniamo non alle elezioni dell'anno prossimo, ma alle future generazioni, e i giovani, che spesso sono molto più avanti di noi, sono quelli a cui consegniamo questa delega. La Lega voterà, perché sono anni che è a favore del ritorno al nucleare, voterà coscientemente e convintamente a favore. Grazie Presidente. Grazie a lei, deputato. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pelle bruciata, occhiali da sole, la noia in città. Granito e cocco, gelati al limone, e tu che suoni il tam tam. E tornerà la sera, tutta per me, ti va per l'avventura. La calda pelle nera, come il caffè, mi manda in estasi. Di ritmo sotto il sole, belle donne nell'Adriatico. Spiagge che vivono di notte lungomare, sfrenato al massimo. Bellezze al bagno, sirene in costume, le grida dei bucupra, la radiolina a tutto volume, che dolce tranquillità, ma tornerà la sera, sempre con te non è più un'avventura, e la tua pelle nera, solo per te mi manda in estasi. Spiagge
massimo. Spiagge, spiagge. Walking down, che spiagge. Spiagge, spiagge. E tornerà la sera, tutta per me, si va per l'avventura. La calda pelle nera, come il caffè, mi manda in estasi. Spiagge, il ritmo sotto il sole, belle donne, nell'Adriatico. Spiagge, che vivono di notte in lungomare, sfrenato al massimo. Spiagge, di luna e baci sotto l'ombrellone, eccitantissimo. Spiagge, di sabbia che ci bagna di piacere, in ogni attimo. Antonino, a te la linea. Grazie, adesso io chiudo gli occhi e torno nel giugno del 1993. Io me la sto facendo sotto perché devo fare l'esame di terza media, però devo stare tranquillo. No, non è vero, è il 2026 e l'esame di terza media l'ho già dato, grazie. Vi ricordo quell'anno facemmo, perché questo pezzo che avete appena sentito, Spiagge di Fiorello, risale appunto a quell'estate ormai lontana, alle 18:50 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Salutiamo amico mio non è purtroppo, comunque gli italiani lo possono considerare tranquillamente quasi un parente, insomma Rosario Fiorello, Rosario Tindaro Fiorello, lo salutiamo molto volentieri, insieme anche con Fabrizio Biggio. Certo, io sono cresciuto con Fiorello e Baldini, per cui insomma sarebbe bello rivederli di nuovo assieme senza nulla togliere all'immenso Biggio, che devo dire la verità, lo avevo sottovalutato perché lo vedevo sempre fare, no, i soliti idioti col non giovane, Gellù, dai cazzo Gellù, insomma mi sembrava che fosse abbastanza ridotto a quella cosa là, e invece Biggio gliela molla, mi piace molto. Allora, bella gente, sì, Mandelli è un genio, dici tu Natalia. Bah, io me lo ricordo quando tu eri piccolissima, me lo ricordo a MTV, insomma, lui lo chiamavano il non giovane, penso un po' tu, però sì, era un bravo VJ, era molto preparato, parlava un ottimo inglese, perché a quel tempo MTV Italia comunque pescava nel retrobottega dell'MTV, diciamo, di tutto il mondo, quindi conoscere l'inglese per poter parlare con Madonna, con tutti i grandi VIP che venivano giù a Milano per le puntate, insomma, era qualcosa di importante. Era una bella squadra quella di MTV Italia a quel tempo, e probabilmente quelli che sono nati attorno al 1980 come me hanno avuto modo di apprezzare tutta quella squadra. C'era lui, c'era Giorgia Surina, Marco il torinese, quello con i capelli rasta, che ora, Dio mio, non mi ricordo il cognome, scusami tanto. E insomma ce n'era, Alvin, Marco Maccarini, esatto, Marco Maccarini, bravo. Poi c'era Vittoria Cabello, insomma ce n'era gente che poi ha dimostrato ampiamente di saper fare belle cose e di saper dire la sua nel mondo dello spettacolo e nel mondo della musica. Altri tempi davvero. Quando veniva il 5 di giugno ormai uno metteva il cervello in vacanza, perché tanto diciamo che da domani si poteva anche cominciare a restare a casa, chi se ne frega, la scuola era finita. Significava poter fare vacanza, poter andare al mare, diciamo già dopo il 20 di giugno, così magari prendere l'autobus al mattino che ti scaricava a Pizzo Calabro. Quant'era? 1500 lire di biglietto, niente di meno. 1500 all'andata, 1500 al ritorno.
ti facevi la tua bella mattinata al mare, poi te ne risalivi, pomeriggio lo passavi a cazzeggiare, ti andavi a fare un giro, un gelato, una cosa, un'altra, che meraviglia, veramente. Estate senza pensieri, senza preoccupazioni, ma poi era un'estate analogica nella quale, tra l'altro, senza telefonino eri incoraggiato a stare con gli altri esseri umani, e quindi ci si ritrovava, si parlava, si scherzava, ce n'erano cose da fare. E ogni tanto ci penso, perché qualcuno può dire, vabbè, ma com'era il mondo prima dell'elettronica, com'era? Era un mondo che si viveva lo stesso ed erano giornate piene lo stesso, in modo differente, però lo erano. Allora, bella gente, adesso io mi trovo a darvi le agenzie. Intanto i telefoni sono aperti da questo momento, 0292947222, se volete essere dei nostri, se volete intervenire. Andiamo a vedere l'ANSA, la BBC, e poi diamo un'occhiatina pure ai Run International, in modo tale che così, eccolo qua, così vi raccontiamo cosa accade in questo nostro vasto mondo. Mi piace molto questo titolo che fa l'ANSA per celebrare gli 80 anni di Stefania Sandrelli, a parte il fatto che l'età delle ragazze non si dice, però mi piace, 4 volte 20 anni, un po' come il francese, 420, 420, loro dicono 420, non dicono 80. 80, che volgarità, meglio 420. E quindi provate quando dicono 1982, ci mettono un quarto d'ora per dire una roba che noi ci mettiamo un attimo. Vabbè. Il tennis, Roland Garros, Arnaldi rinuncia, Cobolli in finale contro Zverev, forfait dovuto a un virus. Il romano domenica affronterà il tedesco che ha battuto in 4-7 il ceco Jakub Mensik. Il caro energia, Tajani, il governo valuta la proroga del taglio delle accise fino a fine giugno. A proposito, io oggi ho fatto il pieno alla Vespa, 1,91 €, pompa ovviamente self-service all'Agip qua a Castano, per cui veniva 1,91 e 8 per la precisione. Fatto 5 litri e 25. Pensate un po' quanto mi sto rovinando io a consumare benzina. 27,4 in media stavolta, perché stavolta è stato più tragitto urbano. Quando sono più sulle lunghe distanze supera i 28,1, 28,4. La missione in Montenegro, Meloni rammaricata, diserta il vertice UE sui Balcani. A proposito, voi a quanto l'avete fatta la benzina e il diesel? Scriveteci, e da dove ovviamente. La Serie A prepara il calendario, limite ai derby, confermata la simmetria. Vabbè, noi ovviamente ce ne interessiamo fino a un certo punto. La giornata dell'ambiente, 7 domande per capire cos'è il greenwashing, vademecum per distinguere la vera sostenibilità. I reportage dell'inviato ad Amendolara, nei borghi sulla statale ionica, i nuovi feudi dei caporali, ore di viaggio su vanni in fila sulla strada statale 106, l'arteria stradale di braccianti e carnefici. A Potenza, come Don Camillo e Peppone, tensione tra il sindaco e il vescovo. Andiamo a vedere poi che cosa è successo. Basta, non c'è altro. Andiamo a vedere la BBC, poi ci concentreremo sulle notizie italiane. No, questo è Iran International. Andiamo a vedere la BBC. La BBC apre con l'Ucraina che colpisce delle navi da carico e ammette l'esplosione del drone in Romania. Quale? Perché in realtà ce ne sarebbero due. Uno è quello che aveva centrato un condominio in Romania e Putin Sornione aveva detto forse dovreste verificare che è un ucraino. Poi, se non sbaglio, stamattina dovrebbe essercene stato un altro. Ora vediamo di chiarire un po' questo mistero. Iran International, l'Iran dice che l'accordo con gli Stati Uniti pencola e dipende dal fatto che Trump sblocchi oppure no 24 miliardi di dollari in asset, in soldi congelati. E qui siamo dunque al punto.
E il punto è che Trump può scegliere se fare l'uomo oppure fare il pagliaccio. Trump è quello che nei giorni scorsi ha rivelato, la cosa si sapeva ma lui l'ha ribadita, che quando sotto Obama venne sequestrato personale di una motovedetta della Marina Militare Americana lì nello stretto di Hormuz, i Pasdaran chiesero e ottennero un ricco riscatto di miliardi di dollari che vennero consegnati cash, coi soldi sui pallet, ragazzi, tipo quando andate al supermercato, vedete i pallet con sopra le latte di pomodoro. Ecco, queste non erano latte di pomodoro, ma erano banconote con la faccia dello zio Sam sopra, bei bigliettoni verdoni. Ecco, Trump ha detto: ah no, io soldi non gliene darò agli iraniani, gli ayatollah possono morire, quella. Se Trump fa davvero questo accordo, lui si gioca la faccia definitivamente, perché stavolta di soldi gliene dà molti di più di quanti gliene ha dati Obama. Aggiungo anche un'altra cosa. Trump più volte aveva parlato di resa incondizionata, aveva parlato di aiuto che stava arrivando, e quella, però come non è, siamo arrivati al punto che è finito intrappolato in queste trattative. Sì, è vero, c'è il blocco navale di Hormuz, che significa anche che 130 navi sono state respinte e passa poco o niente. Pensate che i noli dei container, quindi quanto costa spedire un container di roba, sono arrivati, hanno avuto un ulteriore rincaro questa settimana rispetto all'altra, perché il valore viene rilevato di settimana in settimana, sono rincarati del 25% sulla rotta Shanghai-Genova. E pensate un'altra cosa, tutti questi soldi, che poi pagheremo noi come clienti, ovviamente, quando compreremo tutti i prodotti che arrivano da questa rotta, qual è il fatto? È che il cane si sta mordendo la coda. Perché? Perché il 1 luglio Hapag-Lloyd e Maersk, che sono i due più grossi spedizionieri marittimi che ci sono al mondo, hanno detto che introdurranno la sovrattassa, il balzello dell'alta stagione. Allora tutte le aziende, i vari spedizionieri nel mondo, cosa fanno? Si sono accaparrati tutto lo spazio libero che c'era sulle navi per cercare di spedire tutto prima che i prezzi salgano il 1 luglio. Sapete che in questo momento ci sono solo 3 navi vuote da carico che possono fare la rotta transatlantica. Solo 3 sono vuote. Le altre, e parliamo di centinaia di imbarcazioni, sono tutte piene a scoppiare. L'altra cosa che naturalmente va a influire in tutto questo è che, siccome la nafta ora costa di più, siccome il carburante costa di più, questo significa che intanto le navi fanno rotte più lunghe perché evitano di passare dal Mar Rosso, dove gli Houthi potrebbero sparargli addosso, malgrado ci sia la missione europea Aspides. La seconda cosa è che gli spedizionieri non mandano in mare tutta la flotta, perché naturalmente mandare tutte le navi significa spendere. Quindi si caricano e stracaricano le navi, e in più, per cercare di risparmiare carburante, si viaggia a velocità ridotta. Aggiungete pure che in America, con i mondiali, la rotta transpacifica è sollecitata perché c'è un'ulteriore richiesta di prodotti in arrivo da Oriente, e avrete il bel casino che si prepara. Anche questo è un tema sul quale io credo sia necessario meditare. Allora, andiamo in pausa, ci sentiamo adesso gli 883 Bella Vera del 2001 e poi torniamo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
la natura meravigliosa e scura, bella da far paura in questa calda sera nera. L'abbronzatura, la pelle di colora e sfiora il mio sguardo ancora, quel corpo da bandera. Chissà se tu vivi qui, chissà dove abiti, se ti fermi, o sei qui di passaggio, dove caldo ma sei tu che alzi la temperatura, fiori ma sei tu che consumi l'atmosfera, alzati, girati, muoviti, risediti, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, sale su quanto basta, il perizoma al lago e passa, la vita passa, dei jeans arriva fino all'anca, la curva bianca, le forme sottolinea e dona, tanto si intona alla tua pelle bruna. Chissà se d'inverno sei come adesso invece poi, se ti freni e rifiorisci a maggio, dove è caldo ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori ma sei tu che consumi l'atmosfera, alzati, girati, muoviti, risediti, non è caldo ma sei tu che sei bella vera. Yeah. Fine della serata, veloce come sei arrivata, te ne sei andata e torna a scorrere la vita un po' rallentata, nella città addormentata, ma che figata averti respirata. Chissà se tu vivi qui, chissà dove abiti, se ti fermi, o sei qui di passaggio, chissà se d'inverno sei come adesso invece poi, se ti freni e rifiorisci a maggio, non è caldo ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori ma sei tu che profumi l'atmosfera, alzati, girati, muoviti, risiediti, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, non è caldo ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori ma sei tu che profumi l'atmosfera, alzati, girati, muoviti, risiediti, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, sei tu che sei bella vera, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, sei tu che sei bella vera, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, sei tu che sei bella vera, non è caldo ma sei tu che sei bella vera, sei tu che sei bella vera. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 6 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, a proposito del drone, vi dicevo, il drone non è quello del condominio, è un altro drone, eccolo qua, ve lo leggo dalla BBC. L'Ucraina dichiara di aver colpito 5 navi che trasportavano dei carichi illegali nel Mar d'Azov e nelle acque costiere dei territori occupati dai russi. Il comandante della forza dronistica ucraina ha detto che i battelli erano coinvolti nel furto di grano ucraino, così come il trasferimento di carichi militari e carburante. Gli attacchi arrivano il giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto dei colloqui faccia a faccia con Vladimir Putin sulla fine della guerra, un'offerta che il leader russo ha rifiutato mentre stava visitando San Pietroburgo per un forum dedicato all'economia. Si è detto che la lettera aperta di Zelensky contiene elementi di maleducazione. Poi ve la leggerò questa lettera, così avremo modo di commentarla. Nel frattempo l'Ucraina ha confermato che uno dei suoi droni navali è esploso al largo della costa romena quest'oggi. Non ci sono vittime e non ci sono feriti. Quindi non stiamo parlando del drone che ha colpito il palazzo, che è quindi un drone russo. Zelensky ha scritto che nel presentare la sua ultima offerta di pace che i russi si sono ormai stancati della
degli attacchi dronistici e missilistici, si sono stancati della carenza di carburante e della crescita dei prezzi che la guerra, adesso giunta al suo quinto anno, ha portato. L'Ucraina ha più volte colpito delle infrastrutture militari ed energetiche all'interno della Russia, questo allo scopo di limitare le sue capacità di combattimento. L'apparizione di Putin a San Pietroburgo arriva il giorno dopo che Kiev ha lanciato un attacco con i droni alla periferia della città. Il ministro degli esteri dell'Azerbaigian conferma che 5 cittadini azeri sono stati uccisi in attacchi a 2 dei battelli delle navi nel Mar d'Azov. Ecco, e si parla del grano rubato dai russi. Ecco, questo è un fatto che va avanti dall'inizio della guerra. Dovete sapere, e scrivevo qualche settimana fa su Italia Oggi, dovete sapere che da quando i russi hanno occupato il Donetsk, territori diciamo coltivati anche a grano, il grano di quei territori viene preso agli agricoltori ucraini, pagato una miseria, imbarcato a bordo di navi che portano appunto le granaglie e mescolato con il grano russo, in modo tale che così non possa essere, diciamo, sia più difficile la sua identificazione. Dopodiché queste navi, che appartengono a una vera e propria flotta fantasma e che vendono il grano a un prezzo estremamente basso, queste navi fanno rotta nel Mediterraneo, fanno rotta verso la Turchia, qualcuna ha fatto rotta verso Israele, dove è stata respinta e ci sono state delle forti polemiche su questo attracco, dopodiché appunto la nave è stata respinta, e soprattutto vanno a finire, quando la Turchia non prende niente, in Libia. Nel cuore del Mediterraneo, generalmente, tra l'altro, queste navi si affiancano, esattamente come fanno le petroliere con la flotta fantasma petrolifera, e trasbordano il grano, in modo tale che battelli che sono segnalati, che sono nella lista nera e che vengono seguiti dalle marine di tutto il mondo, perché naturalmente sono indicati come mezzi che fanno contrabbando, scaricano su navi che hanno invece un pedigree, diciamo così, pulito, e il mercato continua e va avanti. Questo tanto per chiarirvi che cosa succede. Vediamo un po' i messaggi che arrivano. Lorenzo da Como: ciao Antonino. Ciao Lorenzo. Ieri sera benzina 1,96,9, diesel 1,98,9 nella bassa comasca. Tra poco i prezzi supereranno ancora i 2 euro. Buona serata. Maurizio: tutto purtroppo previsto in Iran. Gli americani dovevano bombardare sempre e dare armi sul terreno. Sai che io la penso come te? Lasciati morire tanti giovani convinti di dare una spallata assieme agli USA al potere. Chiedete agli iraniani che ballavano in Italia. Purtroppo l'Iran acquista potere nell'area. Date ragione a Israele. Non ho capito questo punto. L'Iran, oddio, acquistare potere nell'area non credo, perché ha suscitato il fatto che i paesi del Golfo sono passati tutti dalla parte di Israele e degli Stati Uniti d'America. L'Iran in realtà uscirà da questa guerra, anche se dice di aver vinto, anche se Pisello Moscio Khamenei dice, canta vittoria, lui non si fa vedere. Chi scrive i messaggi a suo nome canta vittoria, ma la verità è che usciranno da questa guerra sempre più poveri, con le ossa rotte, sempre più dipendenti, se possibile, dai russi, ma i russi per ora sono impelagati in Ucraina e quindi tutto questo aiuto non glielo possono dare. I cinesi un po' di petrolio hanno ripreso a comprarlo per autorizzazione americana, ma comunque non fanno più né i numeri né gli incassi di prima. Probabilmente si beccheranno tante e tali di quegli embarghi da parte dell'Occidente, che Dio solo lo sa. L'India non gli compra più il petrolio, per cui sarà un paese nel quale i problemi economici che già c'erano e che avevano portato alle proteste tra la fine del 25 e l'inizio di quest'anno, non solo ci saranno ancora, ma saranno ancora più gravi, saranno 100 volte più gravi. E per quanto loro possano pensare di fare la faccia truce nei confronti del popolo, il rischio concreto è che qualcosa possa succedere dopo la fine di questa guerra.
Cosa bisogna fare? Lasciarli poveri e pazzi. Il problema è che Trump è convinto che fa l'accordo e quelli lo rispettano. Trump oggi che giorno è? Oggi è il 5 giugno del 2026, il che significa che il 5 giugno del 2028 lui già deve cominciare a pensare che tempo 6 mesi e leva le tende dalla Casa Bianca. Agli iraniani non importa in fondo che si faccia un accordo, importa che questo balletto vada avanti. E mentre questo balletto va avanti, però, i vari satelliti ci dicono che gli ingressi di qua o di là a determinati siti nucleari pian piano li vanno sturando. E allora a me questi giochini, questo tentativo, Trump dice noi abbiamo la Space Force, li guardiamo dall'alto. È evidente che chi riesce a guardarlo con 4 soldi di abbonamento alle varie ditte di satelliti cinesi, figuratevi se gli americani con tutta la loro rete satellitare non vedono quello che questi stanno facendo. Figuratevi se Israele, che ha la migliore intelligence possibile sul campo e nel mondo, non sa che cosa stanno facendo questi galantuomini. E allora bisogna vedere che cosa accadrà. È chiaro che se loro fanno la voce grossa perché vogliono i soldi, è evidente che sono arrivati alla canna del gas. Ma torniamo sempre a bomba, no? E lo diciamo per quelli che sostengono l'Iran, per quelli che scrivono Forza Iran in certi post quando si parla di Iran e così via. Ecco, no? Lo diciamo anche per quei fenomeni lì. Ma voi vorreste vivere in un regime clericale, teocratico, nel quale non è ammesso nemmeno l'ateismo, perché quello è andare contro il governo di Dio, che dei vostri soldi, delle vostre tasse, crea una moneta che vale meno della carta igienica usata, meno, perché il real non vale niente. E in più tutti i fondi che prende dai cittadini e che incassa dalla vendita del petrolio, cosa ne fa? Ne fa che si arricchiscono i figli degli ayatollah, i quali poi ostentano la Ferrari, le feste di lusso a Teheran e così via, e le ostentano su Instagram e se ne fottono se la gente li critica. E dall'altro lato, oltre a questo fatto, sono soldi che prendono le vie dell'estero di posti compiacenti. Khamenei ha 4 appartamenti a Londra, mica uno. E in tutto questo, tutto il resto del denaro non viene utilizzato per potenziare il sistema idrico del paese. A proposito, l'estate è cominciata lì e si annuncia molto calda. E la corrente elettrica viene dall'idroelettrico lì. E come facciamo a farla con l'idroelettrico? Loro dicono che le dighe abbiano avuto un buon livello di riempimento, ma l'estate è lunga da quelle parti. E la loro rete idrica perde colpi da tutte le parti. Ecco, questi anziché spendere per la rete idrica, per cercare di migliorare i servizi, per cercare di migliorare la vita dei loro cittadini, non gliene è fottuto assolutamente niente dal 79 ad oggi. E hanno preferito spendere tutti quei soldi per finanziare dei farabutti come Hamas, gli Houthi ed Hezbollah, e già che ci siamo hanno speso tutti quei soldi per portare avanti un programma nucleare militare per costruire una bomba atomica e per costruire migliaia di missili balistici. Ora io domando e dico, voi amereste vivere in un posto del genere? Amereste vivere sotto un regime del genere? Io dico di no. E io dico che un regime marcio come questo dovrebbe cadere. Dovrebbe cadere alla svelta anche, sporco con le mani sporche di sangue che ha. 42.000 morti. E continuano a impiccare gente, tra l'altro. E continuano a impiccare gente questi farabutti. Ecco, questo io lo dico soprattutto per quelli che no, ma hanno aggredito uno Stato sovrano, uno Stato di farabutti che si è dato un'aura di essere Stato sovrano, ma che è un vero e proprio regno del terrore, nonché uno Stato terroristico. Marjane Satrapi, che se n'è andata ieri a 56 anni, nemmeno 57 era riuscita a compierne. Marjane Satrapi ha raccontato, ve lo ripeto, ha raccontato con il suo fumetto Persepolis e poi con il bellissimo film che ne è stato tratto, l'illusione e il tradimento che è stato rappresentato dalla teocrazia.
perché nel film della Satrapì si vede chiaramente quello che è stato. Quando la gente ha salutato la dipartita dello Shah, ormai malato di cancro, per l'esilio come una liberazione, come la vittoria, perché eravamo un paese oppresso, perché eravamo un paese servo degli americani e così via. E poi arriva questo anziano imam, quasi novantenne, forse ultra novantenne, tra l'altro non si è mai capito quant'anni esattamente avesse, e questo signore tornato dalla Francia si è presentato dicendo vabbè, ma adesso facciamo un bel referendum, volete la monarchia o volete la Repubblica Islamica? Non la Repubblica, la Repubblica Islamica, attenzione. E guarda caso, quando la Repubblica Islamica è stata votata a furor di popolo e ha vinto, nel giro di poche settimane tutto il dissenso è finito, tutta l'immoralità, quella che loro ritenevano immoralità, è finita. I comunisti che avevano appoggiato questi signori perché prendessero il potere sono stati impiccati quasi tutti o messi a margine, mentre in Italia l'Unità faceva i titoli godendo del fatto che il cattivissimo Shah, amico di Carter, figlioli, amico di Jimmy Carter, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, il cattivissimo Shah era stato cacciato via e il popolo aveva vinto, la Repubblica Islamica, che meraviglia, che meraviglia. E poi è cominciato quello che Oriana Fallaci definì il regno della paura. Il regno della paura. Ecco, voi vorreste vivere in una cosa del genere? Io no, ma nemmeno se mi pagassero. Eppure c'è gente che ha il coraggio di dire stiamo dalla parte dell'Iran. Come volete voi. Le 19, 20 minuti e 36 secondi, c'è qualcuno che mi manda dei battimani e il segno di pollice eretto. Ah, Maurizio, mi fa molto piacere che siamo d'accordo. Allora, vediamo che altro dici tu. Ci troveremo il cancro iraniano ancora per molto con la bomba atomica. Vero che gli USA sono stati lasciati da soli a lavare i panni sporchi per tutti, i soliti politici. No, non solo gli USA. Buona parte del lavoro sporco dal 7 ottobre in avanti lo sta facendo Israele, quell'Israele che viene odiato e disprezzato in una maniera vergognosa anche in questo paese, nel quale c'è un antisemitismo che si taglia col coltello, che io trovo semplicemente ributtante in un paese che nel 1938 ha varato e ha applicato puntigliosamente le leggi razziali. Vergogna. Quelli che oggi fanno queste cose sono i figli e i discendenti e gli eredi morali o spirituali di costoro. Abbiamo un diritto e rovescio? Sì, lo mandiamo. Adesso lasciamo parlare lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Vai pure, Natalia. L'eccidio di 3 braccianti afghani e di uno pakistano nel Cosentino, che venivano retribuiti in modo vergognoso e vivevano in 10 in un appartamento di 2 stanze cedute dai loro connazionali sfruttatori al prezzo di 500 euro al mese, dimostra che su questo inaccettabile sfruttamento non ci sono controlli, che pure sarebbe facile fare. Sarebbe facile fare questi controlli perché il lavoro dei nuovi schiavi in Italia nel 2026 si svolge in campagna alla luce del sole e i campi, se necessario, possono anche essere circondati nella retata anche con l'aiuto dell'esercito. A mali estremi, estremi rimedi. Dove sono i sindacati? Dove si nascondono gli ispettori del lavoro? Dove sono finiti i carabinieri? Possibile che non si possano fare retate o non si vuole? E la sinistra, che in teoria dovrebbe difendere gli sfruttati, dove sta? Perché non si mobilita? Ma anche gli altri partiti, è chiaro. Belle domande da parte del nostro Pierluigi Magnaschi, che ha pienamente ragione.
Dove sono le retate e perché soprattutto la sinistra che parla tanto di salario minimo garantito, di lavoro, quando gli capita ne parlano, perché in realtà ne parla molto di più il centrodestra. Ecco, gente così non dice nulla, non fa le barricate, non scende in piazza, non dice nulla per questi 4 poveri cristi che sono stati bruciati vivi, signori, dalla mafia pakistana sol perché avevano chiesto di non vivere come le bestie e di essere regolarmente pagati. Ecco, vedete, e qui dobbiamo fare una riflessione, la dobbiamo fare tutti assieme. Partiamo da un dato di fatto. Io l'ho raccontato più volte. Mi ripeto ancora una volta. Il caporalato non è che l'hanno portato questi poveri cristi. Il caporalato c'era già. Il caporalato si fa sia sui bianchi che sui neri, si fa sia sugli italiani che sui poveri cristi venuti da fuori. E sono tutti e 2 poveri cristi. Ok? Da chi viene fatto il caporalato? Da italiani. Chi è che si serve di questo caporalato? Aziende italiane. Allora, il punto qui non è come suggerisce qualche buontempone stamattina, leggevo questa intervista, che la soluzione è la remigrazione. Non è quella la soluzione. In questa trasmissione, avantieri, noi abbiamo avuto il dottor Buscema, esperto della Fondazione Consulenti del Lavoro, che se permettete sa quello di cui sta parlando e per questa prebocca, il quale ci ha spiegato che in Italia noi abbiamo la più avanzata legislazione che ci sia in Europa contro il caporalato. Allora sapete qual è il vero problema? È quello che dice Magnaschi. Perché se tu hai la più avanzata legislazione in materia, ma arriviamo a questi eccessi, la soluzione non è la remigrazione. La soluzione è che tu prendi gli ispettori del lavoro, se del caso ne assoldi altri 500, dici loro: adesso voi alzate il culetto, ognuno di voi lo mettiamo su una pattuglia, su una volante dei carabinieri o della polizia, e andate a fare tutto il giro. Nel momento in cui trovate il caporalato, procedete. Le leggi ci sono. Perché io sono pronto a scommettere che ci saranno anche un bel po' di giudici che saranno felicissimi di applicare le leggi contro il caporalato. Ecco, questa è la risposta. La risposta è questa qua. Parliamo di cose serie, parliamo del fatto che le leggi ci sono, ma se le leggi non si applicano, non servono assolutamente a niente. Sono solo gride manzoniane. E a noi le gride manzoniane non servono. E non ci serve nemmeno fare la faccia dura e dire remigrazione. Non è dicendo bastoniamo tutti che risolviamo il problema. Perché quei poveri disgraziati volevano i diritti, volevano appunto essere pagati regolarmente per il lavoro fatto. E torno a ripetere quello che dice il segretario di questo partito. Se un immigrato viene a lavorare in questo paese, si integra e paga le tasse, è mio fratello e io lo rispetto. Ok? Questo è il punto. Questo è il punto. Se ci sono dei disgraziati che vengono nel nostro paese e vogliono integrarsi e vogliono che gli si paghino gli stipendi con le dovute tasse allo Stato italiano, questa gente va difesa. E la si difende facendo i controlli, la si difende combattendolo davvero il caporalato, non facendo finta di niente. Perché vedete, il caporalato non è soltanto questa cosa qua. Qualche anno fa c'è stato il crollo di un edificio in provincia di Bari, se mal non ricordo, e si è scoperto che sotto, nell'interrato, c'era una maglieria. E sapete quanto pagavano i caporali, queste povere criste, tutte italiane, tutte baresi, per fare le maglie? 3,50 € l'ora. 3,50 € l'ora. Tutta roba che veniva prodotta da italiani, consumata da italiani, acquistata da italiani. Questo è il punto. Dove sono i controlli? Allora, se abbiamo la migliore legislazione possibile, signori, io pretendo che venga applicata. Perché chi lavora va pagato, punto. Non ci sono discorsi, non è questione di colori.
il principio è sacrosanto. Chi lavora deve essere regolarmente pagato e messo in regola. Punto. E già così comincia a fare integrazione e controllo dell'immigrazione. Se invece continuiamo a dire vabbè, pazienza, chiudiamo un occhio, vabbè, ma chi se ne frega, la prossima volta, tra 6 mesi, 1 anno, ripeteremo sempre la gente che piange, la moglie in lacrime, i bambini che restano senza il padre, poi puntualmente avremo la dichiarazione del sindacalista di turno, mai più, poi avremo il prete sociale che dirà che vergogna, e poi tutto sarà finito. E invece no, queste sono cose di cui ci dobbiamo occupare. Stupisce che la sinistra italiana non abbia fatto niente, eppure questa è quella compagine che ebbe un ministro, Teresa Bellavia, che era stata minacciata addirittura con la pistola quando faceva la sindacalista contro i caporali. E allora qualcosa evidentemente qui non va. A qualcuno interessa che ci siano dei cristi sfruttati? Sì o no? Questo è il punto. Le 19, 29 minuti e 30 secondi, noi andiamo in pausa e poi ce ne torniamo, anzi non ce ne torniamo proprio, perché adesso noi mandiamo l'immenso Ale Musella, dopo un breve jingle, e ci salutiamo poi con i Bruzzi, Massachusetts del 1967. Domani alle 8 c'è il grandissimo Pier Vittorio Scimia, il papà di Liliana, insieme a Matteo Desio per la rassegna stampa, e poi dopo c'è, se volete, il garage dell'Alfista col sottoscritto e vedremo chi sarà il nostro gradito ospite di domani. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vai. E allora, signore e signori, è tornato in Italia il nostro immenso Ale Musella, che però vedo molto mediorientaleggiante, proprio sei diventato il bello e impossibile, ben trovato. Grazie mille. Tu pensa che ieri ero a Como, poi ieri sera a Lecco, oggi Lecco, adesso sono tornato su Milano e domani sono in Svizzera e poi domani sera sono di nuovo a Pietrasanta e sono tornato sabato scorso. Niente di meno. Senti, come ti trovi, diciamo, adesso che sei in Italia? Come si vede quest'Italia una volta che torni? Allora, a parte aver perso 2 treni ieri che mi faceva ridere perché arrivi da Dubai e ti perdi a Comasco non so che cosa perché non c'era un treno, piuttosto che sono stato ricatapultato nella problematica legata ai trasporti che ci rappresenta un pochino sempre. Però a parte quello, per esempio stamattina che ero con la Mariella Rinaldi, che abbiamo fatto un sacco di materiale per il lavoro a Onno, che è una ridente cittadina in provincia di Lecco, devo dire che mi è piaciuto molto perché è proprio tornare agli albori. Infatti abbiamo posizionato delle opere d'arte che lei ha realizzato per Dubai all'interno di questo paesino sul lago. Devo dire che questa bivalenza, no? Tradizione italiana del piccolo paese che tra l'altro vede Bellagio, per cui vede dall'altra parte il Clooney internazionale, però mi è piaciuto molto, per cui l'ho trovato molto stimolante, sempre col discorso che ti faccio sempre io del bridge, capito? Per cui ancora di più oggi c'è stato questo ponte tra un paese che sembrava uscito dai Promessi Sposi, per cui dal seicentesco, anche se parliamo dell'800, ma i Promessi Sposi erano ambientati nel 600, e con delle fotografie, con delle immagini di opere che parlano di Dubai, per cui mi è piaciuto questo binomio. Vero, molto bene. E in tutto questo, insomma, state allestendo la mostra e poi che altro si fa di buono? Ma allora, appena sono rientrato, ho fatto il giorno dopo, anzi 2 giorni dopo, sono rientrato sabato, un live painting con Marco Oss, sempre a Forte dei Marmi, che ha avuto molto successo, devo dire. Tra l'altro l'opera, che era un giaguaro, è stata venduta subito,
E devo dire sono molto soddisfatto perché a me sono mancati i miei artisti qua, nel senso che va bene gestirli da là, però poi quando hai il contatto diretto con loro si risveglia tutto. Per cui ho incontrato Malfatti, ho incontrato Valente Canconi, ho incontrato la Mariella Rinaldi e abbiamo ripreso in mano la parte creativa e produttiva, perché quando sono a Dubai do i consigli e poi vado sulla divulgazione e la proposta a Dubai. Però poi la vera creatività quando siamo insieme si sviluppa in maniera completamente diversa. Per cui, ti ripeto, ho apprezzato. Quando io dico live painting, non sono tantissimi gli artisti che sono disposti a farlo. Uno, perché alcune volte la scusa o comunque la cosa veritiera è che l'artista vuole stare tranquillo, per cui non vuole essere osservato mentre dipinge. Non tutti sono animali da palcoscenico. Altri invece perché purtroppo, e non è il caso dei miei, la tecnica non ce l'hanno, appare una tecnica quasi perfetta, poi magari hanno degli aiutini esterni e di conseguenza diventa difficile davanti a un pubblico dimostrare come si arriva al prodotto finale. E in questo caso mi è capitato di trovarlo anche in Eden Gallery a Dubai, quando su Eden Gallery, ti ho detto, è una delle realtà più importanti a livello internazionale per quanto riguarda la pop art. In quel caso ho incontrato direttamente Angelo Accardi, che è stato l'unico dei 4 a non aver timore di fronte a 200 persone nell'esprimersi in un live painting. Questo significa estrema sicurezza e capacità della tecnica, e l'ho apprezzata molto anche in Marco Host, perché come ti ho detto, oggi molti si celano dietro a un velo di saccenza legata alla tecnica, alla capacità, che poi invece si risolve in tecnologia. Certo, certo. Senti, oltre a ciò, diciamo una cosa, cosa hai lasciato a Dubai? Allora, intanto è il periodo che comunque in cui si svuota un po', perché fa molto caldo, inizia a fare, oddio, adesso quando sono andato via sì, c'era caldo, però era come un nostro agosto, però adesso inizia a diventare un pochino più. Non si ferma perché è una città che comunque è una città che vive, è come se fosse Milano, come se fosse New York. Certo, chi può magari va a farsi una vacanza fuori, perché magari va in località che siano diverse, perché per me Dubai non è vacanza, per me è lavoro come se fosse Milano. Per cui devo dire che anche adesso che sono rientrato, per me è sempre lavoro, poi dopo ti dico le novità su Pietrasanta. Però ho lasciato una città sempre positiva, che non ha risentito per nulla dell'effetto guerra per quanto riguarda l'operatività reale. Per quanto riguarda il turismo, è inutile nascondersi, inevitabilmente alcuni locali che lavoravano sull'arrivo dei turisti inevitabilmente hanno chiuso durante questo periodo qui, con la scusa, li posso anche comprendere, perché la loro stagione ufficiale sarebbe conclusa verso metà giugno, ma essendo stati fermi 2 mesi praticamente, hanno chiuso prima per poi ripartire a settembre. Però, come ti ho sempre detto, invece in questo periodo sono riuscito a lavorare bene con persone con le quali magari avrei avuto difficoltà ad avere contatti se ci fosse stato il caos precedente. Mi stanno aspettando, non ho ancora dato una data di rientro, nel senso che non posso permettermi di tornare a settembre, nel senso che devo tornare un attimino prima, magari anche solo per una settimana, per rimettere un attimino i fili nel telaio. Però ecco, fortunatamente ho adesso un team di cui mi fido a Dubai, e per cui è facile gestirlo. La mia preoccupazione era tornare qua senza avere il team giusto là, perché allora si ferma. Questo è il problema di Dubai, che di fronte a una città che può sembrare sempre in movimento e in fermento, dove sembra che ci sia il gotha anche dei professionisti mondiali, così non è. Fai fatica a trovare chi realmente sa come si lavora, e se scrossi un attimino tutto quello che sembra oro poi diventa stagno, capito? Per cui quando pensi di mettere le basi reali, devi comunque sincerarti che i tuoi collaboratori siano quelli che vuoi. Ci ho messo 7 mesi, sto ancora cercando qualcuno, però la base è fatta. Certo. Senti, ho visto il compleanno della nostra Roberta Volpe, siete stati di festa? Allora, l'ha fatto lei perché purtroppo io sono andato via che era il 20, il 30, sono partito e lei ha compiuto gli anni il 3. E, ecco, lei anche questo, quando lasci gli artisti, quando sei lì, come ti ho detto, quando ho ripreso in mano i miei qua,
anche là ho in dubbio che quando hai degli artisti che segui direttamente lì, poi quando tu vai via si sentono un pochino orfani, perché la creatività, sedersi, affiancarsi è una cosa completamente diversa che darti un input per poi dopo produrre. Per cui ho fatto gli auguri, la continuo a seguire a distanza. Ma come ti ho detto, e l'hai notato anche l'altra volta che abbiamo fatto la diretta insieme, è cresciuta molto, si è messa in gioco, perché non è che ha bisogno di Alessio per crescere, si è messa in gioco, per cui ha cambiato un po' mood, ha cambiato un po' colori, ha avuto un buon feedback dal pubblico, per cui sono contento per lei. Ripeto, è una degli artisti che ho iniziato a seguire a Dubai, l'altro è Kamuli, che in arte è Kamal Masallam, che è un grandissimo jazzista che ha mischiato delle tecniche musicali incredibili tra il jazz e la cultura araba, per cui magari la prossima volta parleremo di lui. Ha il suo alter ego che si chiama Kamuli, che poi è il suo pseudonimo di quando era piccolino. Devo dire che ha una tecnica particolare molto, sai, molto spesso chi arriva dalla musica e che poi si presta all'arte lo fa un po' per hobby e pretende di avere un pubblico nonostante non abbia la tecnica o la storia dietro al concetto di pittura. Lui invece dipinge da sempre e con una tecnica incredibile, per cui non mi è stato difficile dirgli di sì per seguirlo per un progetto molto particolare che vedrà 14 tele grandi con due tecniche particolari che racconteranno Dubai, perché lui vuole ringraziare Dubai, perché lui è un giordano che è arrivato che è arrivato a Dubai nel 2005 senza una lira e si è messo a suonare e a dedicarsi alla musica, e piano piano Dubai gli ha aperto un mondo, per cui adesso è veramente un personaggio famoso a livello internazionale e non con poche fatiche, e per cui adesso vuole ringraziare Dubai attraverso la creazione di queste 14 tele che mischieranno comunque il mondo musicale e la cultura di Dubai, la cultura internazionale e cosmopolita di Dubai. Anche lui è un artista che seguo volentieri. Luca Lombardi, il fotografo con cui abbiamo parlato la scorsa puntata, l'hai conosciuto, per cui anche lui arriva da Dubai. E poi abbiamo Bardo Art, che comunque è uno scultore italiano, tornerà anche lui presto qua in Italia. Secondo me è un talento, per cui anche lui, ecco, per cui diciamo che questo è il retaggio che mi sono portato come artisti da Dubai. Poi ho dato consigli anche a tanti altri, però il consiglio non significa seguire, perché sennò non ce la faccio. È inutile raccontarsi le barzellette. Per lavorare bene sugli artisti non puoi permetterti di averne sotto braccio più di 8, e già 8 sono tanti. Certo. Senti, ma questa settimana qual è l'artista da seguire? Allora, questa settimana più che altro il sabato, cioè domani sera c'è l'inaugurazione del museo Pietrasanta di Igor Mitorai. Finalmente, dopo anni di lavori, viene inaugurato questo museo. È un museo molto importante anche perché dà il là a questa operazione di divulgazione reale nei confronti di questo artista che è molto famoso in Italia, soprattutto in una certa parte d'Italia, ma non mi vergogno a dirlo, anche perché l'ho detto anche a chi se ne occupa direttamente, non è famoso nel mondo. Il problema di Mitorai è che è un polacco di adozione pietrasantina, tutti lo riconoscono perché comunque la sua scultura riporta alla grecità e alla romanità, per cui quando lo vedi poi utilizza bronzo e marmo, di conseguenza sono materiali principi legati al mondo della scultura. Poi appunto quando rivedi i suoi volti che sono spezzati perché lui era contro il futuro, perché pensava che il futuro nell'arte si dimenticasse e perdesse i pezzi del passato, no? Per cui questa è una poetica che a me piace tantissimo, e per questo che ci sono i suoi angeli caduti o comunque tutte le sue figure legate al corpo, al volto umano, portano o delle bende o comunque mancano dei frammenti, proprio perché lui diceva che sosteneva, ed è morto nel 2014, che andando avanti noi perdiamo le nostre radici. Per cui è una poetica che mi piace molto, che però va ampliata. E il grosso passo, l'anno scorso l'hanno portato a Siracusa, hanno invitato nella Valle dei Templi, bellissima, nel senso che comunque le sue opere stavano divinamente, hanno portato oltre 200 collezionisti da tutto il mondo. È stata una buona start-up per portarlo fuori,
però c'è ancora molto da fare. Per cui l'apertura di domani del museo di Igor Mitrorai è il primo vero passo per l'internazionalizzazione di questo grande artista, che io comunque stimo e ho avuto la fortuna anche di conoscere prima della tua dipartita. Che meraviglia, veramente, veramente una grande meraviglia. E poi è importante poter essere testimoni di queste cose, perché è importante, cioè è quello che in fondo dà senso alla vita, dà senso al nostro andare per il mondo, poter dire io c'ero. Questo è il punto. Ma infatti allora in questo devo ringraziare ancora una volta mio padre, che non c'è più dal 2014, che mi ha fatto fare tesoro di tutte le mie fotografie, di tutto quello che ho fatto da quando avevo 20 anni. Io spesso nei miei profili, e ne ho creato uno che è Art and Luxury Concept, che è solo in inglese per Dubai, e poi Alessio Paolo Musella invece quello che è normale italiano, e sono molto contento perché dopo 7 mesi di duro lavoro a Dubai, adesso le persone iniziano, anche quelle soprattutto del settore arte, a osservare che cosa sto facendo in Italia. Ed è qui il momento in cui posso dialogare e far capire che cosa c'è qui che là manca. Perché quando parliamo di Pietrasanta, quando noi diamo per scontato che alcuni nostri luoghi siano conosciuti al mondo, non è così. Allora mi fregio del pregio, scusatemi il gioco di parole, adesso di essere seguito da un certo tipo di persone che si occupano di arte a Dubai e che stanno scoprendo piano piano degli artisti anche internazionali come Mitrorai o città come Pietrasanta, che anche se sono sulla bocca di tutti non è detto che tutti conoscano. Per cui il mio postare anche delle mie immagini di quando ero giovane con artisti, per cui 2014, 1999 o quant'altro, dà più credibilità perché adesso ci sono tanti improvvisati. E il mio postare, il mio passato vuole semplicemente far capire alle persone che quando parlo ho cognizione di causa, per cui non sto parlando per sentito dire o perché mi sono improvvisato negli ultimi 3 anni. Una persona che ti posta delle foto legate al mondo dell'arte di 35 anni fa o di 27 anni fa con il riferimento e con la data non è per essere egoriferito, è per contestualizzare che quello che ti sto dicendo e che io ho fatto della mia passione è un lavoro. E questo va benissimo soprattutto a Dubai, dove il regno dell'apparire e non essere è comunque abbastanza presente. Esattamente. Senti Ale, per concludere, dopo tutti questi progetti, allora stasera cosa si fa di interessante? Allora, sono appena rientrato appunto da Lecco, per cui adesso aspettavo questa diretta che comunque è una registrata. Adesso ho scritto tanto, devo dire che io adoro anche quando ci sono questi intoppi, no? Perché comunque ho sempre dietro il mio computer, per cui ho scritto tantissimi articoli e sono molto entusiasta perché mi mancava un po' scrivere. Per cui adesso li devo mettere a posto, poi li pubblicherò e per cui mi aspetta una serata di correzioni di bozze e di pubblicazioni. Ecco, mi sembra un ottimo programma. Allora io ti ringrazio molto Ale, come sempre, e ci ritroviamo presto. Ok, grazie mille Antonino, un abbraccio a tutti. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.